Bologna Città del Trotto. Protagonista della puntata di oggi è la gentleman driver Rebecca Dami. Rebecca, oggi torni a Bologna, ci ricordiamo benissimo il 6 gennaio che Vandalo Joe ha vinto il Gran Premio della Vittoria. Immagino che le emozioni siano ancora forti, le abbiamo ripercorse, ma ti chiedo di ripercorrere quella bellissima giornata e poi anche di raccontarci nuovamente la storia di Vandalo Joe. Ricordiamo tuo, il cavallo ci hai corso diverse volte e poi ha vinto anche di recente proprio a Firenze. Sì, Vandalo è il cavallo del cuore, mi sembra, ti avevo già detto in un'altra intervista. L'abbiamo preso da piccolo, quindi è un figlio, per me è figlio, è come un figlio. Preso alle aste contro la scuderia Bimans che sta vincendo tutto, ha vinto con FaceTime Bourbon in America, quindi creano campioni, acquistano campioni, quindi sono cascate in ottime mani. È un cavallo eccezionale, l'ho dimostrato e con gli anni è maturato molto, sia nella partenza con i nastri che sulla lunga distanza. Avevo fatto un tentativo in Francia a dicembre che non è andato troppo bene, lo guidava Gelormini. Sono rimasta malissimo perché il cavallo era quello del 6 gennaio di Bologna. Ho detto mamma mia perché? Molto probabilmente la pista, il posto nuovo e poi è molto lontano. Sono arrivata sia da ridosso della corsa e non ha reso tanto. Però lui ha un gran cuore e mi ha voluto consolare con il Gran Premio della Vittoria. Qualche emozione che ti è rimasta di quel giorno anche nelle immagini tue e di Francesco davvero molto belle? Sì, diciamo che ero nel raccordo dei nastri, per fortuna perché alle volte se levate i tappi, lui è un po' ardente come cavallo, li ho rimessi, dopo mi sono subito nascosta dietro lo schermo, appiccicata allo schermo per non guardare la corsa e quando ho sentito che è andato davanti, che Francesco mi ha detto ma se si presentasse, no, gli ho detto stai lì perché sapevo che il cavallo stava bene. Forse non fino a questo punto, pensavo a un piazzamento, invece in testa che cambia sicuramente anche lui carattere perché ci mette una grande grinta, se l'è portata fino in fondo a casa e manca poco, svengo.